Nelle strutture sanitarie calabresi mancano 4.500 unità e il blocco dei concorsi peggiora ancora di più la situazione. Resta chiusa la tratta ferroviaria Cosenza Paola dopo il deragliamento del 6 dicembre scorso. Troppi ritardi, denunciano i pendolari. Calabria positiva nella raccolta differenziata, più 2,67% nel 2016. La provincia più virtuosa è quella di Cosenza. Per le frodi fiscali le città di Reggio e Cosenza in testa alla graduatoria, la Calabria complessivamente si colloca all'8° posto della graduatoria nazionale. 6.000 volumi dello storico d'arte Giorgio Leone donati per volontà testamentaria alla Biblioteca Nazionale di Cosenza. Si tratta del più importante fondo librario della Calabria. L'ultima del girone d'andata sorride al Cosenza che sbanca Trapani incassando 3 punti d'oro. Il Catanzaro bloccato in casa dalla Paganese, brutto tonfo del Rende a Lorenson. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la sanità in apertura del nostro giornale, ospedali calabresi sempre più vuoti, mancano 4.500 unità nelle piante organiche delle strutture sanitarie calabresi. L'emigrazione sanitaria costa 300 milioni di euro l'anno a fronte dei 200 milioni del 2010, anno in cui è stato avviato il commissariamento in Calabria, denuncia il presidente Oliverio. Ospedali calabresi sempre più vuoti. Nelle piante organiche delle strutture sanitarie regionali mancano 4.500 unità tra medici, infermieri, operatori sociosanitari e tecnici. I concorsi, una volta banditi ed espletati, andranno a coprire solo la metà o poco più dei posti vacanti, ma neanche su questo vi è certezza, in quanto potrebbe, visto i conti in rosso, verificarsi un nuovo blocco del turnover. Per i cittadini calabresi significherebbe rischiare di non essere curati. Gli addetti ai lavori in allarme parlano di LEA, e cioè di livelli essenziali di assistenza non garantiti. All'Annunziata di Cosenza, per fare un esempio, mancano 88 medici, 100 operatori sociosanitari, 110 infermieri, in totale sono circa 300 i lavoratori in meno in quello che è un hub di riferimento regionale. Se si dovessero fermare le nuove assunzioni, considerati i pensionamenti, come si potrà garantire il diritto alla salute? All'Ocri il ministro Lorenzin ha inviato gli ispettori, ma in una regione già commissariata. Gli 007 del ministero che ruolo hanno? Ci sono poi ospedali come Trebisacce che, pur avendo avuto una sentenza del Consiglio di Stato per la riapertura, restano al palo. La lotta dei cittadini e dei sindaci in prima linea, come a Praia Mare. Quali risultati ha ottenuto? Il ginepraio della sanità calabrese, in cui l'emergenza continua, spinge cittadini e professionisti ad emigrare. I primi cercano le risposte che purtroppo qui non trovano, con un costo per le casse regionali di circa 300 milioni di euro. Erano 200 i milioni di euro nel 2010 quando iniziò l'era del commissario, ricorda oggi il governatore Oliverio. I secondi, cioè i camici bianchi senza mezzi adeguati, una volta fuori dalla regione, messi in condizioni di lavorare, diventano eccellenze, una fuga costante da una sanità che mortifica quotidianamente questa terra. Trasporti ferroviari, resta chiusa la tratta Cosenza Paola dopo il deragliamento del 6 dicembre scorso, disposti bus sostitutivi, disagio ovviamente per i viaggiatori, troppi ritardi, denunciano i pendolari. Sul sito di Rete Ferroviaria Italiana ben 6 pagine di avviso ai viaggiatori per le modifiche ai collegamenti nella tratta ferroviaria Cosenza Paola. Dal 13 dicembre cancellati, come evidenziato, i treni e sostituiti dai bus che partono con mezz'ora di anticipo per rispettare le coincidenze per arrivi e partenze nella stazione della città tirrenica. Al momento la galleria Santo Marco resta chiusa e il tunnel in cui il 6 dicembre scorso è deragliato il treno regionale 3472. Nello svio, così si chiama tecnicamente l'inclinazione della carrozza, sono rimaste ferite lievemente 11 persone. La prima ipotesi è stata quella di un malore del macchinista. Successivamente la Procura della Repubblica di Paola, che ha avviato le indagini, acquisita la scatola nera, avrebbe però accertato la cattiva condizione dei binari. In alcuni punti sarebbero addirittura spezzati e verificato i danni causati dalle infiltrazioni d'acqua nel tratto in cui si è verificato l'incidente.
dell'incidente. La galleria dunque non è al momento praticabile e di conseguenza Rete Ferroviaria Italiana ha predisposto per i viaggiatori delle navette sostitutive. Non basta però ad evitare i ritardi. Gli autobus impiegano più tempo, spesso si è costretti a lunghe attese, specialmente se bisogna raggiungere Sapri o Reggio Calabria. Proteste giunte alla nostra redazione. Disagi pare più frequenti in questo periodo di feste. Al momento i provvedimenti restano quelli indicati sul sito. Bisogna armarsi di tanta pazienza. A Catanzaro adesso, dove è stato presentato il progetto di legge su norme in materia di tutela delle professioni per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale. Si intitola Norme in materia di tutela delle professioni per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale ed è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Giuseppe Morrone, presidente della Commissione Vigilanza sulla tutela delle opere di ingegno che sono alla base delle pratiche presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. Prima di approvare i progetti di vari comuni, Genio Civile, tutti gli enti interessati, i progetti o anche altre professioni, riguarda tutte le professioni, io parlo da ingegnere, quindi prima di approvare i progetti deve avere una quietanza, ci deve essere una quietanza del professionista, parliamo di progetti fatti da privato ovviamente, perché l'ente pubblico è ovvio, ci deve essere che il professionista rilasci una quietanza e sia allegata agli atti. Se non c'è la quietanza allegata agli atti i procedimenti si bloccano, quindi questo garantisce il professionista che è sempre più bistrattato, il libero professionista, e garantisce anche lo Stato. Un'iniziativa legislativa che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, ma anzi l'intento è porre un freno alle difficoltà dei liberi professionisti tutelando il loro lavoro contestualmente all'attenuazione dell'evasione fiscale. In questa regione spesso pensiamo che l'unica forma di lavoro sia quello subordinato, che poi si traduce in cassa integrazione, mobilità in deroga, l'SUL+. In realtà c'è una quantità significativa di giovani professionisti che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro e spesso accettano condizioni di sfruttamento peggiori di quelli del lavoro subordinato. Il rischio è un impoverimento delle libere professioni ed un'elusione fiscale sempre più accentuata. C'è un impegno che potrei definire anche bipartisan perché condividiamo l'impostazione, si condivide soprattutto questa volontà di dare uno slancio, una tutela alle professioni, per cui ritengo che il Consiglio regionale rapidamente possa assumere questa iniziativa licenziando un testo di legge che può essere uno strumento utile alla crescita della nostra terra. Conclusa l'inchiesta a carico della Presidente di riferimenti Adriana Musella per l'accusa si sarebbe appropriata di fondi destinati all'associazione antimafia. Chiuse le indagini nei confronti di Adriana Musella, presidente dell'Associazione Antimafia Riferimenti, accusata di malversazione ai danni di tutti gli enti pubblici che negli anni hanno erogato fondi all'associazione per oltre 44.000 euro. Oggi la Procura di Reggio Calabria, con un provvedimento a firma dei PM Dominiani e Armerio, ha notificato ad Adriana Musella la chiusura delle indagini e il conseguente rinvio a giudizio. Secondo la Procura, la presidente di riferimenti avrebbe destinato somme ad altre e diverse finalità rispetto a quelle per le quali erano state concesse. Adriana Musella, sempre secondo le accuse, insomma, avrebbe usato i fondi destinati alla sua associazione per spese e pagamenti assolutamente privati e per niente attinenti con la ragione sociale della sua sigla antimafia. Per l'uso di circa 32.000 euro l'accusa è di appropriazione indebita, accusa contestata in precedenza dal GIP in fase di sequestro. Con Musella è indagata anche la vicepresidente di riferimenti Maria Rosaria Russo. Ricevo con piacere questa notifica che attendevo, ha commentato Adriana Musella, perché finalmente conosco esattamente da cosa difendermi. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Quella in atto nel territorio è una vera e propria guerra, queste le parole di Confindustria Reggio Calabria all'indomani dell'atto intimidatorio che ha distrutto il negozio nel centro di Nicotera. Il presidente Giuseppe Nucera condanna il gravissimo atto intimidatorio che ha colpito l'esercizio commerciale a pochi giorni dall'inaugurazione. Le aziende in Calabria, detto Nucera, sono letteralmente sotto assedio. Chiunque decida di avviare un progetto imprenditoriale in questo territorio è da considerarsi un eroe civile. Doppio incidente sulla 2 fra Lamezia e Falerna, carreggiata nord in località Caposuvero. Tra i veicoli coinvolti e le persone rimaste ferite nell'impatto. In un primo momento, per causa ancora in corso di accertamento,
una Yaris in prossimità di una curva avrebbe perso il controllo finendo in una scarpata. Successivamente un furgone è stato tamponato da un Audi che si trovava nel traffico provocato dal primo incidente. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Durante le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei veicoli, il tratto stradale è stato bloccato. Squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in località Fortuna nel comune di Catanzaro per un incendio all'interno dei capannoni in disuso dell'ex Standa, interessati dalle fiamme alcuni locali una volta adibiti ad uffici ed ora utilizzati da extracomunitari per ricovero di fortuna. Non risultano persone ferite, nessun danno strutturale al capannone. 511 in Calabria i casi di frode registrati nel primo semestre 2017, quanto emerge da un report dell'osservatorio CRIF. Il dato posiziona la regione all'8° posto della graduatoria nazionale. A livello provinciale il maggior numero di frodi creditizie è stato registrato nella provincia di Reggio Calabria con 174 casi, seguita a ruota da Cosenza con 173 casi. Notizia che riguarda la raccolta differenziata, ci sono i dati diffusi dall'ARPAC, ebbene Calabria positiva proprio nella raccolta differenziata, più 2,67% nel 2016, la provincia più virtuosa è quella di Cosenza con il 37,40%, seguita da Catanzaro con il 30,46%, Vibo con il 21,69% e Reggio con il 19%, in coda Crotone con meno del 10%. 6.000 volumi il fondo librario che il professor Giorgio Leone, storico d'arte prematuramente scomparso, ha donato alla Biblioteca Nazionale di Cosenza. C'erano colleghi, allievi e familiari del professor Giorgio Leone nella Biblioteca Nazionale di Cosenza, la stessa a cui lo storico d'arte calabrese ha deciso di donare per volontà testamentaria il suo fondo librario. Sono 6.000 volumi. 78 lastre fotografiche, 40 testate, manoscritti, pieno di cultura e una trentina di tesi. Quindi è importante per gli studenti dell'Università della Calabria, per gli studiosi, è importante per la città e per tutti. Il fondo è custodito nell'area archeologica, la sala verrà intitolata a lui. Giorgio Leone, storico d'arte, originario di Rossano, è scomparso prematuramente un anno fa. Una passione, racconta la sorella, nata nella città che lo ha visto bambino. Andava spesso al museo, alla cattedrale di Rossano, perché lui amava studiare, scoprire le cose antiche. È stato il professor Pietro D'Alena a ricordare la collaborazione di Giorgio Leone con Vittorio Sgarbi, un incontro a cui hanno preso parte il presidente della provincia, Franco Iacucci, il rettore dell'Unica, Gino Crisci, il vescovo, Monsignor Nulè. La volontà è creare sinergia e fare della cultura il traino per il rilancio del centro storico. Essere sempre più un riferimento ulteriore per il territorio, sia dal punto di vista bibliotecario in senso stretto, quindi anche il colloquio e l'integrazione con altre realtà bibliotecarie, sia dal punto di vista del dibattito culturale. Qui la collocazione nel centro storico è particolarmente vantaggiosa. Claudio Magris, vincitore del premio Mario Lacava a Bovallino. E lo scrittore germanista e docente universitario Claudio Magris, il vincitore del premio Mario Lacava edizione 2017 organizzato dal Caffè Letterario di Bovallino e dall'amministrazione comunale del Centro Ionico. Ieri sera nell'aula magna del liceo Francesco Lacava la cerimonia di consegna presentata da Maria Teresa D'Agostino. Magris è intervenuto in videoconferenza. Due battute a proposito del dialetto della lingua, di come la lingua debba nutrirsi del dialetto non per indulgere a fissazioni identitarie, ideologiche, ma per trasformarlo. Il premio speciale è stato invece assegnato al grande giornalista e scrittore lucano Raffaele Nigro, presente alla serata bovalinese. Nigro, scrittore tradotto in tutto il mondo, ha più volte evidenziato il suo legame con la Calabria. La Calabria è una regione bellissima. Non è stata, fatta conoscere e non la si sfrutta per tutte le sue potenzialità. Al convegno che ha anticipato la consegna dei premi hanno partecipato Anna Melato, una delle più autorevoli voci del teatro italiano, Domenico Calabria, presidente del Caffè Letterario, e il giornalista Domenico Logozzo. Tutto questo comunque è motivo di soddisfazione per il sindaco di Bovallino, Vincenzo Maisano, che sulla cultura vuole investire.
quello innanzitutto del risveglio culturale, e questa è la strada che si vuole intraprendere per rilanciare Bovalino, che non merita di essere sprofondato purtroppo nel baratro come l'abbiamo purtroppo preso 6 mesi fa. L'Istituto Paritario Galilei ha sancito un accordo con l'Università Telematica. Anche a Cosenza sarà possibile sostenere gli esami nei 4 corsi di laurea proposti dall'Ateneo. Dal 2004, anno in cui furono istituite, le università telematiche hanno assistito a un boom ininterrotto, salendo dai 1.495 iscritti del primo anno accademico ai 58.954 dell'anno 2014-2015, un trend in crescita confermato anche nell'ultimo anno e anche quando le università tradizionali hanno visto calare i propri numeri. Sono una decina gli atenei accreditati dal Ministero che offrono l'opportunità di studiare a distanza. A Cosenza, l'Istituto Paritario Galileo Galilei ha stretto un'importante sinergia con l'Unidav. Nelle aule della scuola, da anni punto di riferimento sul territorio per chi ha necessità di recuperare anni scolastici e per chi intende conseguire privatamente un diploma, si potranno sostenere gli esami dei 4 corsi di laurea attivati. L'Istituto Scolastico Paritario Galileo Galilei, che ha già una storia trentennale a Cosenza, da oggi diventa polo universitario dell'Università Telematica Unidav. Questo significa che tutti gli studenti iscritti potranno sostenere qui in sede gli esami, ed è quindi una grande opportunità non solo per chi intende laurearsi e magari non ha l'opportunità di seguire corsi, studenti lavoratori non più giovanissimi, è un'opportunità per tutta la città, perché comunque rappresenta un presidio di cultura che sicuramente arricchisce il nostro territorio. I corsi sono tutti telematici, quindi vengono erogati attraverso delle lezioni online, e qui in sede si potranno sostenere, appunto come dicevo prima, gli esami. L'Università Da Vinci offre l'opportunità di laurearsi con questo metodo altamente innovativo in ben 4 facoltà che sono tutte molto ambite in questo momento, che sono giurisprudenza, scienze manageriali, scienze della formazione e psicologia, oltre ovviamente ad una gamma molto vasta di master di primo e secondo livello. In particolare in questo momento in cui appunto c'è una richiesta enorme di iscrizioni, ci sarà la possibilità di conseguire i crediti formativi necessari per partecipare al concorso scuola, per cui diciamo l'offerta formativa è veramente molto vasta. Università tradizionale e università telematica, un binomio possibile che amplia l'offerta formativa e offre la possibilità di estenderla ad ampie fasce della popolazione. È positivo che ci sia una domanda di istruzione universitaria. Le università telematiche rimpiazzano i limiti delle università tradizionali, che mantengono un loro interesse specifico, e quindi si avvicina la domanda all'offerta fondamentalmente con le università telematiche, i corsi di studio che sono quindi usufruibili con maggiore flessibilità di quando non siano sfortunatamente i corsi delle università con sede fisica. Musica gospel a Cosenza in cattedrale. La cattedrale di Cosenza, in un'atmosfera di grande suggestione e coinvolgimento emotivo, ha ospitato il Soul Side Gospel Choir di Elisa Brown, uno dei cori gospel più famosi in Calabria. Il concerto ha preceduto i tradizionali auguri del sindaco della città, Mario Chiuto, improntati quest'anno sulla sua idea di far diventare Cosenza città della fiducia. Ritengo che la città delle buone pratiche, la città della sostenibilità, la città fabbrica creativa, la città opera d'arte, la città delle persone, non delle macchine, siano tutti concetti che vanno benissimo e che stiamo anche realizzando, ma è fondamentale adesso ricostituire questa catena della fiducia che secondo me non solo a Cosenza ma un po' dappertutto è venuta meno. Nessuno ha più fiducia negli altri. Ci sono le imprese private che non hanno fiducia nella pubblica amministrazione, c'è il pubblico che non ha fiducia nel privato e ci sono i cittadini che non hanno fiducia né del privato né del pubblico. Noi vogliamo che attorno al bene comune, attorno a quest'idea di città che diventa competitiva per 2 fattori, uno è la qualità della vita, la vivibilità, l'altro è la capacità di creare ricchezza e quindi occupazione e lavoro soprattutto per i giovani, e per far questo è necessario che si ricostituisca questo legame, questa catena forte
di natura fiduciaria. Ai numerosi cittadini e autorità presenti ha rivolto anche il suo saluto e il suo augurio l'arcivescovo della diocesi di Cosenza Bisignano, Monsignor Nolè. Dobbiamo dare a Dio la gloria, la preghiera, l'onore, la lode e il ringraziamento perché non ci abbandona. Ci vuol bene, ce l'ha dimostrato quando è venuto sulla terra, ma è rimasto in mezzo a noi, è rimasto con noi e la sua presenza più visibile, più vera è quella proprio nei poveri. E poi pace agli uomini di buona volontà, perché la pace passa attraverso di noi, le nostre coscienze, il nostro impegno. Il bene lo si apprezza sempre poco e in questi momenti, in queste festività, forse è quello che bisogna mettere in evidenza per incoraggiare anche chi non lo fa ad essere felice proprio facendo il bene. La serata si è chiusa con l'esibizione del piccolo coro del Teatro Rendano, diretto dal maestro Maria Carmela Ranieri. E adesso la denuncia del presidente dello Sporting Locri che dice: quello che non rovina l''ndrangheta lo distrugge la burocrazia. Sentiamo Anna Franchino. È un paradosso tutto calabrese quello che vede la squadra di calcio a 5 femminile dello Sporting Locri, che milita nella massima serie, balzare nuovamente agli onori della cronaca, non per vicende legate alla criminalità, ma alla burocrazia. Noi abbiamo preso la squadra a gennaio di 2 anni fa, abbiamo finito quella stagione, ci siamo salvati, e poi a fine stagione ci hanno detto che non c'era il palazzetto a Locri, per difformità. Quindi fai degli investimenti, sposta tutti quanti il gruppo di lavoro, lo staff, tutti di 70 km, invece sposta tutti quanti a Sant'Andrea, affitti, organizzazione, pulmini, eccetera, 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 potete immaginare. No? Fai una stagione, va bene, cominci la seconda, a metà, all'inizio, un terzo della seconda stagione, nemmeno ti comunicano, chiudono il palazzetto, tra una partita e l'altra, così. Noi facciamo la Serie A, voi immaginate, chiudono San Siro. Il comune comunica all'Inter che non può giocare. La denuncia del presidente Zadotti, che dal 2015 ha preso le redini della società dopo le note vicende, ma che oggi è demotivato e deluso da ciò che accade alle nostre latitudini. Stiamo valutando, stiamo capendo, perché il problema è che c'è un antico detto arabo che dice che se una cosa succede una volta può essere una mero fatto accaduto, se succede 2 volte è un cammino e quindi probabilmente succederà la terza volta. Quindi, secondo lei può essere normale che uno fa un'attività sportiva e gli chiudono 2 volte il palazzetto? Ecco cosa dice il presidente alla politica regionale. Nessun appello, lavorate, andate a lavorare, alzatevi le mattine, guardatevi le carte, guardatevi le cose che dovete fare, non c'è da appellarsi, c'è da non stare al bar con i panzerotti a guardarsi a compiacersi uno dell'altro della propria posizione guadagnata nelle elezioni, c'è da andare a lavorare. E adesso i risultati delle squadre calabresi di calcio. La strada del Cosenza l'ha tracciata qualche settimana fa, quella per Trapani presentava diverse insidie per il valore dell'avversario, per le tante assenze per infortunio che hanno falcidiato l'organico a disposizione di Piero Braglia. Ma come era già successo con Catania e Lecce, i rossoblù hanno sfoderato una prestazione di spessore, giocando alla pari e questa volta facendo un gol in più dell'avversario. Già dai primi minuti si è capito che non sarebbe stata una giornata facile per la formazione di Calori, spesso sorpresa dalla Verde Silani e incapace di affondare il colpo di fronte a una squadra concentrata e solida. Il gol di Mendicino, su assist di Angelo Corsi, ha messo in chiaro le ambizioni dei lupi, giunti al provinciale per chiudere in bellezza il girone d'andata. Nella ripresa il copione atteso, con il Trapani proiettato in avanti alla ricerca del pareggio e il Cosenza abile a ripartire e a sfiorare più volte il raddoppio. Tra un'azione e l'altra, il blitz di Reginaldo, servito a centro area, è bravo a liberarsi costringendo Pasqualoni al fallo da rigore, poi trasformato dal brasiliano con freddezza. Pareggio sì, ma solo per poco, perché a Trapani e Cosenza serviva un successo e alla fine l'equilibrio instabile dell'ultima mezz'ora ha premiato i lupi, bravi a resistere agli assalti ai padroni di casa e a rispondere colpo su colpo in ripartenza, favoriti anche dalla superiorità numerica dopo l'espulsione di Palumbo. Il gol di Idda su imbeccata di Loviso ha chiuso il match, sancendo la prima sconfitta interna in campionato della formazione di Calori. La partita è andata come volevamo noi, abbiamo cercato di gestire. Trapani è una squadra molto forte. Noi si sta cercando di tirarsi fuori dai guai, abbiamo cercato di far giocare solo Pagliarulo e gli altri abbiamo cercato di limitarli e poi di attaccarli, è una cosa che penso abbiamo fatto abbastanza bene.
Troppo pesante il passivo di 3 reti per il Rende. Il Catania vince traendo il massimo risultato da episodi e situazioni favorevoli. In un primo tempo equilibrato, con i biancorossi vicini al gol in diverse occasioni, e il guizzo di Curiale servito da Ripa alla mezz'ora che fa la differenza. Nel finale di tempo i padroni di casa spingono al massimo, sfiorando il pari con Franco, stoppato da Pisseri. Poi, nella ripresa, il rigore è concesso al Catania per il contatto in area ravvisato su Aia e trasformato da Ripa, che più tardi si ripete siglando il terzo gol. Questo 0-3 dispiace perché numericamente non ti lascia tanto modo di parlare, di controbattere, però noi gli spogliatoi ne sappiamo che per diverso tempo della partita abbiamo messo il Catania in grossa difficoltà, a mio avviso. Pareggio all'ultimo assalto per il Catanzaro che va sotto con la Paganese su un'incursione di Talamo servito da Cesaretti. I giallorossi si lanciano alla ricerca del pari, costruendo diverse occasioni e rischiando il tracollo sulle ripartenze dei Campani, imprecisi sotto porta. Nel finale è proprio la squadra di Favo a fare arachiri sull'incursione di Canis, complice una carambola tra Piccone e Meroni. È giusto che sia così, è giusto che abbiamo questa tempra, questa cattiveria, questa grinta che ci ha permesso di vincere altre partite, di pareggiare questa che sembrava persa immeritatamente. Ci sta, va bene così. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Correnti di origine artica hanno invaso il Mediterraneo centrale e nei prossimi giorni manterranno il clima freddo. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani tendenza ad un aumento della copertura nuvolosa già dal primo mattino, ma con bassa probabilità di precipitazioni, che ad ogni modo, qualora e dove dovessero verificarsi, sarebbero nevose anche a quote collinari. Temperature in ulteriore calo. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani mari generalmente mossi, con venti moderati di Grecale. Per ulteriori dettagli consultate il nostro sito www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie per la cortesia e attenzione, appuntamento a domani. Grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata, arrivederci.